Il mondo del cinema è uno tra i più vasti. Inventato nel 1895 dai fratelli Lumière, da anni ci accompagna nella nostra vita, facendoci ridere, piangere e spaventare. Il cinema è considerato una vera e propria forma d'arte. Ma chi sono gli artisti dietro le quinte? Tutti conoscono figure come il regista, il direttore e il produttore, ma essi rappresentano solo la punta dell'iceberg. Ci sono infatti innumerevoli persone di grande importanza per la realizzazione di un film. Innanzitutto bisogna dividere i lavoratori in vari reparti: produzione, regia, amministrazione, fotografia, suono, scenografia, costumi, trucco e parrucco, macchinisti ed elettricisti. Il primo reparto troviamo il produttore, la mente di tutto. È colui che incarica lo sceneggiatore e il regista, trova i finanziamenti e i distributori del film. Al suo fianco troviamo il produttore esecutivo, con il compito di gestire i soldi e le riprese, il direttore di produzione, il coordinatore del lavoro quotidiano sul set, colui che organizza di giorno in giorno le riprese successive e affida le registrazioni al laboratorio di sviluppo, e l'organizzatore generale, incaricato di noleggiare i materiali necessari per le riprese e prenotare alberghi per troupe e attori. A controllare tutto il reparto di produzione ci sono gli ispettori, che controllano lo svolgimento della giornata lavorativa ed evidenziano i problemi presenti, e i segretari, che distribuiscono i materiali e bloccano l'accesso durante le riprese. Il reparto regia è il più ampio. Al centro di tutto abbiamo il regista, colui che traduce la sceneggiatura in scene, scegliendo l'inquadratura e dirigendo gli attori. Spesso partecipa alla stesura della sceneggiatura o, in certi casi, è l'autore stesso. Anche il regista è il proprio aiutante, che si occupa di far ripassare le battute al cast o, in caso di vuoti di memoria, di procurare il gobbo, dare i segnali di entrata agli attori e controllare che tutto sul set si svolga per il meglio. Anche qui è presente la figura della segretaria, che ha nelle mani il breakdown, un documento che deve essere compilato ogni volta che si registra una scena. Qui si indicano il numero di personaggi e la loro tipologia, il materiale necessario, i costumi, le prescrizioni di trucco, effetti speciali e descrizioni dell'ambiente circostante. Oltre a quello ha il compito di compilare un diario di lavorazione, scrivendo ogni cosa che avviene sul set. Come ultimo compito deve controllare la continuità, ad esempio che gli attori, in certe quadrature, siano vestiti e truccati nello stesso modo. Un'ultima figura nel reparto è il dialogue coach, col compito di correggere la dizione degli attori. Le telecamere sono affidate al direttore della fotografia, colui che sceglie le luci e le angolazioni giuste, e l'operatore, colui che usa la macchina di ripresa. Essi sono affiancati dal fonico e dal microfonista. Lo suono di ogni scena è curato invece dallo scenografo, con l'aiuto dell'arredatore e dell'attrezzista. Mentre essi si occupano dell'aspetto della scena, l'aspetto degli attori è in mano ai costumisti, truccatori e parrucchieri. Una volta terminate le riprese è poi la volta dei montatori, coloro che editano le scene, le mettono in ordine, aggiungono effetti speciali e la musica. Come si può vedere, dietro ogni film tutto un mondo affascinante che vale la pena scoprire.